Sono la professoressa Muraro Manuela, docente di ENI per Veneto nell'area professionalizzante operatore del servizio di vendita. Il mio ruolo all'interno della classe, oltre ad essere docente di visual merchandise e di merceologia, è quello di tutor stage o consulente di orientamento. In pratica, grazie alle competenze che insegno, ho una visione più completa delle capacità dei ragazzi. Loro si devono muovere all'interno del laboratorio, devono sapersi organizzare gli spazi, organizzare il lavoro per loro e anche organizzare il lavoro di gruppo, e quindi ho una visione più completa di quello che appunto sono le loro capacità a confronto di una lezione frontale, e a partire dal secondo anno li accompagno all'alternanza scuola-lavoro, diventando per loro un punto di riferimento per il buon funzionamento del progetto. Quindi a partire dal secondo anno, assieme ai ragazzi, vado a valutare le competenze che fino a questo momento hanno acquisito, quali sono le loro attitudini, le predisposizioni naturali, e quindi stabilire se sono già pronti ad esempio a una vendita assistita e il contatto con il cliente, o se nell'alternanza scuola-lavoro forse è meglio collocarli in altre situazioni, rotazione di prodotti, gestione del magazzino, reparto contabilità, e fare in modo che comunque arrivino a delle competenze che sono stabilite dal programma, ma anche che vadano a consolidare quelle che sono le loro capacità. Per aiutarli a realizzare tutto questo, la cosa anche molto importante è quella di valutare insieme a loro quali sono le loro capacità di spostamento, quindi fino a dove possono arrivare con i mezzi pubblici, che orari possono sostenere. Una volta verificato questo, li relaziono con delle aziende partner e insieme stabiliamo quale può essere il loro percorso formativo che corrisponda appunto sia al progetto sia alle loro capacità.